replica dell'agenzia che si è occupata dei funerali delle vittime della strage di Ravanusa. Da venerdì stop alle mascherine all'aperto e dal 31 marzo anche al chiuso. Domani sera alle 20 i palazzi comunali spegneranno le luci in segno di protesta contro i rincari di luce e gas. Da oggi al via con la festa del calcio digitale promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti. Serie D, il Licata perde 3-1. 3 nuovi ingressi in casa Acragas. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Comunichiamo ufficialmente che il costo dei funerali non ammonta a 10.000 euro a defunto. Non è nostro costume fare sciacallaggio. Questa è la replica dell'agenzia funebre che si è occupata dei funerali della strage di Ravanusa dello scorso 11 dicembre in cui hanno perso la vita 9 persone ed in particolare questa agenzia si è occupata di 7 morti. Il nostro direttore Arturo Cantella. In merito alle notizie scaturite nella giornata di ieri relativamente ai funerali delle vittime di Ravanusa, dove si era parlato di un costo per ogni famiglia di circa 10.000 euro di spese per quanto necessitava e dell'indignazione che la stessa notizia aveva suscitato tra l'opinione pubblica, con relativo intervento anche di un immediato finanziamento da parte della Regione di circa 1 milione di euro, di altri 40.000 euro da parte del sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo, oggi arriva la precisazione fatta dallo stesso responsabile dell'agenzia funebre di Ravanusa, che precisa esattamente come stanno le cose. Non è vero che la cifra richiesta era di 10.000 euro, smentendo categoricamente quanto si era detto. L'importo di cui la stessa azienda funebre avrebbe quantificato le spese sono di circa 4.000-4.500 euro ciascuno. L'agenzia funebre Messana Cen di Ravanusa precisa altresì che si è occupata solo dei funerali di 7 vittime nel totale complessivo. Sono l'amministratore dell'agenzia funebre Messana Cen di Ravanusa. Ci siamo occupati di 7 delle 9 vittime della tragedia dello scorso 11 dicembre e sono qui per ufficializzare e puntualizzare alcuni punti riguardanti alle voci emerse negli ultimi 2 giorni. Voglio puntualizzare che noi non abbiamo mai sollecitato pagamenti di nessun tipo, di nessun genere, né alle istituzioni, né alle famiglie, né tantomeno agli avvocati. Questa mattina siamo giunti ad una conclusione, costretti dal clamore mediatico e spinti dalle persone che ci hanno sostenuto e che ringrazio. Sono qui per fare questo messaggio, grazie anche al permesso dei familiari delle vittime. Sono qui per comunicarvi ufficialmente che il costo dei funerali non ammonta a 10.000 euro come si vocifera, ma le fatture sono state messe solamente stamattina spinti da questo clamore e sono pari all'importo di all'incirca 4.000-4.500. Chi ci conosce sa bene che non è nostro costume fare sciacallaggio in determinate situazioni né in altre situazioni, e ne sono testimoni tutte le persone di Ravanusa che hanno avuto a che fare con noi personalmente. Detto ciò, ci rammarica veramente tutta questa situazione imbarazzante, perché addolora di più le famiglie e tutta la situazione che stanno già vivendo da mesi. In conclusione, spero di aver messo un punto a tutta questa situazione. Momenti di panico ieri mattina poco dopo le 12 in via Cangiamila a Palma di Montechiaro, dove si è rotta una tubatura del metano. Il gas è fuoriuscito in seguito all'intervento di una ruspa che stava effettuando alcuni lavori in zona. In breve tempo l'intero rione ha avvertito un odore acre sprigionarsi e subito è scattato l'allarme e la chiamata ai vigili del fuoco. I pompieri giunti sul posto hanno isolato il perimetro e messo in sicurezza l'area. L'intervento è stato tempestivo e sono state scongiurate conseguenze ben più gravi. Interessi legati al 5G e diritto all'informazione. La deputata azzurra siracusana Stefania Prestigiacomo fa sua la battaglia delle TV locali a rischio chiusura. Il nostro direttore Arturo Cantella. Continua la protesta dei rappresentanti degli editori delle TV locali siciliane a Roma, che vede in particolare l'impegno di Pino Magnaci di Teleato fare uno sciopero davanti al Mise
sede del Ministero dello Sviluppo Economico in via Molise. Tra i parlamentari siciliani che hanno sposato la causa per un rinvio dello switch off, cioè il passaggio al digitale 2, l'onorevole Stefania Prestigiacomo, che è anche componente della Commissione Bilancio della Camera. Uno slittamento fino a tutto il 2022 darebbe la possibilità di studiare meglio le soluzioni affinché le tante TV locali non siano costrette a chiudere entro pochi mesi. Tra le tematiche anche la possibilità dell'ottenimento di una frequenza nazionale che primera di un'altra rete nazionale e destinarla a TV locali italiani, e quindi risolverebbe il problema poter trasmettere e continuare nel loro lavoro svolto da oltre 40 anni in ossequio alla Costituzione italiana, all'articolo 21, che dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta a autorizzazioni o a censure. Onorevole Prestigiacomo, ecco una situazione particolarmente grave, quella che si sta verificando con la chiusura di tante emittenti locali che devono transitare al digitale 2, e quelle poche che resteranno dovranno pagare fino a 100.000 euro l'anno per poter trasmettere. Sì, è una situazione veramente insostenibile per voi, io mi rendo perfettamente conto, ma anche profondamente ingiusta. Dalla scorsa settimana io sono stata interessata di questo problema dal vostro rappresentante, sia di Roccaro ma anche da tanti operatori che siete venuti a Roma proprio per chiedere spiegazioni e cercare di avere ascolto da parte del governo. Io sono vicinissima al vostro settore e posso assicurare che lavorerò assieme ai miei colleghi per evitare innanzitutto che ci sia questo rischio di chiusura a metà anno. Dobbiamo innanzitutto prendere tempo e cercare di lavorare col governo per trovare una soluzione che permetta alle piccole emittenti televisive di resistere senza questi aggravi di costi insostenibili e di poter continuare a svolgere una funzione di informazione che evidentemente se esistono sul mercato da tantissimi anni vuol dire che è apprezzata ed è gradita dal pubblico. Siccome noi siamo per l'informazione libera, riteniamo che sia sempre sbagliato spegnere, no, la possibilità di fare sentire una voce anche diversa, anche fuori dal coro, anche di intrattenimento, cioè questo deve essere un diritto dei cittadini. È chiaro che le condizioni che hanno posto sono condizioni impossibili, no, per moltissime emittenti televisive, e quindi bisogna cercare di lavorare col governo. Quindi noi dobbiamo adesso prendere tempo, lo stiamo facendo attraverso degli emendamenti al provvedimento che inizieremo la prossima settimana qui in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, per prendere tempo e poi lavorare col governo per trovare una soluzione. Quindi noi siamo vicinissimi e vogliamo fare questa battaglia insieme a tutti voi. Da venerdì prossimo stop alle mascherine all'aperto e dal 31 marzo anche al chiuso, lo prevede l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, il servizio di Eugenio Caironi. Arrivare gradualmente alla normalità, si era detto, ma spinti dalla voglia di tornare a vivere normalmente, si corre adesso il rischio di vanificare qualcosa. La mascherina, ad esempio, è stata di grande aiuto nel contenere i danni. Usarla, al di là dei fastidi, è servito. Abolirla quando si è all'aperto potrebbe essere una decisione accettabile, non lo è invece assolutamente per quanto riguarda gli ambienti chiusi, come potrebbero essere i teatri. E infatti nell'ordinanza firmata ieri dal Ministro Speranza, in vigore dall'11 febbraio e fino al 31 marzo, viene spiegato che le mascherine al chiuso resteranno obbligatorie, fatti salvi i protocolli e linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici, mentre all'aperto le mascherine si dovranno indossare solo in caso di assembramenti, il che significa che la mascherina si dovrà portare con sé per essere pronti all'uso. Che ci sia voglia di normalità non ci sono dubbi, ma bisogna procedere con prudenza, visto che i numeri si mantengono alti, soprattutto in Sicilia. Grazie al cielo, dovendo credere agli esperti, come è giusto che sia, ci avviamo verso la fine dell'incubo, verso l'uscita dal tunnel, siamo cioè sulla buona strada.
Tornando alle mascherine, molti continueranno ad usarla, anche all'aperto, figurarsi al chiuso, perché è legittimo avere paura e scegliere di conseguenza di tutelarsi in autonomia. A Licata ammonta a decine di migliaia di euro il danno subito dalla gioielleria La Cagnina in Corso Umberto, vittima di una rapina. Di notte ignoti malviventi hanno prima oscurato con della vernice le telecamere di videosorveglianza piazzate all'esterno dell'attività commerciale. Poi hanno spaccato le vetrine e svuotato gli scaffali, rubando oro e preziosi. Indagano i carabinieri della locale compagnia. 35.000 euro in contanti, oggetti preziosi e l'oro di famiglia e il bottino di un maxi furto avvenuto in via Osoppo a Canicattì. I ladri sono entrati in azione nell'abitazione di un 55enne commerciante del posto e una volta dentro sono riusciti ad aprire la cassaforte dove erano custoditi contanti e preziosi. A fare la mala scoperta è stato l'uomo di rientro a casa. I malviventi hanno utilizzato alcuni arnesi per scassinare la cassaforte. Probabilmente conoscevano le abitudini del proprietario di casa o è plausibile che lo stessero pedinando. Infatti i ladri sono entrati nell'appartamento appena il proprietario è uscito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Canicattì che hanno avviato le indagini. L'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Aragona ha organizzato un appuntamento tematico per combattere il cyberbullismo. Vediamo. Cyberlion o Cybership, il TikTok dell'adolescente nell'area virtuale. Questo è il tema di un convegno svoltosi presso l'Istituto Fermi di Aragona nell'ambito delle iniziative sul bullismo e che ha visto la qualificata presenza dei relatori che si sono intrattenuti sul tema con gli alunni presenti, come Cinzia Amoroso, pedagogista, la docente Maria Portella, il professore Giuseppe Callea, alla presenza della dirigente scolastica Elisa Casalicchio. Oggi, come sappiamo, è la giornata che è stata dedicata dalla Commissione Europea come giornata mondiale per la sicurezza in rete e quindi anche l'Istituto Fermi in questo momento, così come ogni anno d'altronde, ha partecipato a questa iniziativa. Sono state dedicate 2 giornate, ieri e oggi, perché quello che è l'obiettivo fondamentale di questa giornata e a cui evidentemente anche l'Istituto Fermi aderisce è quello di cercare in tutti i modi di sensibilizzare i nostri ragazzi ad un uso più consapevole per quanto riguarda le tecnologie. È chiaro che la scuola come agenzia privilegiata per l'educazione deve intervenire, così come lo devono fare anche le famiglie, in modo tale da educare questi ragazzi ad un approccio veramente ragionato e critico per l'utilizzo di queste nuove strumentazioni tecnologiche, perché ci siamo resi conto che in una società qual è quella nostra attuale, che viene dichiarata una società liquida dove l'apparire è più importante dell'essere, è normale che questi ragazzini devono essere guidati nel miglior modo possibile. Preside Elisa Casalicchio insieme al professore Callea e la professoressa Portella hanno deciso benissimo, oltre a tutto l'istituto, di organizzare questa attività proprio perché oggi internet ha un'importanza molto presente nelle nostre vite. Tra l'altro con questa innovazione anche del mondo didattico, con la DAD, lo smart working e questa generazione sempre interconnessa, è molto importante anche capire come i giovani si devono muovere in queste distanze, ma anche con l'uso della privacy e anche le nuove dipendenze che sono correlate a internet e al mondo dei social. Tra l'altro abbiamo coinvolto tutto l'istituto, in parte pochissimissimi in presenza, ma poi tutti connessi nelle proprie classi proprio affinché tutto arrivasse a tutti. Ecco, che consigli dare magari a chi ci vede? Sì, è stato bellissimo oggi perché abbiamo parlato se essere cyber lion o cyber ship, proprio nell'interconnessione con internet. È meglio essere un leone e dominare la propria giungla nel mondo virtuale o essere pecora, cioè uno tra tanti, e quindi invadere anche ciò che è la bellezza della vita nel mondo di tutti i giorni. Quindi è meglio oggi utilizzare internet con consapevolezza
consapevolezza, parsimonia e darsi alla vita e alle relazioni della vita, oppure chiudersi in quello che è il mondo virtuale ed emarginarsi dal resto della società. Questo oggi è molto importante. La scuola oggi, in particolare con a capo la preside Casalicchio, ci tiene a trasmettere questo messaggio ai giovani, che forse si stanno chiudendo sempre in più, perdendo anche pezzi della loro emotività, della loro identità e della loro socializzazione, che oggi, come sappiamo, purtroppo viene sempre meno messa in luce. Ecco, un consuntivo sull'orientamento, sull'iscrizione al nuovo anno scolastico, come è andata, Presidente? Allora, diciamo che siamo veramente contenti perché le iscrizioni sono andate bene, quindi sempre più famiglie affidano i figli al nostro istituto, forse perché il nostro istituto, è vero, è una realtà di eccellenza nel territorio agrigentino e riesce a formare questi ragazzi dal punto di vista delle competenze e dal punto di vista anche delle professionalità. D'altronde diciamo che la nostra realtà è una realtà abbastanza variegata, abbiamo 9 indirizzi attivi, 5 sono gli indirizzi del tecnico e 4 gli indirizzi del professionale. Sono indirizzi diversi tra di loro, che vanno dalla tecnologia, vanno anche ai servizi sociali, alla chimica, alla meccanica, l'odontotecnico, l'ottica e così via, però in realtà una cosa comune a tutti questi indirizzi del nostro istituto, che è quello di riuscire a formare questi ragazzi e a prepararli in una doppia direzione. Da un lato sostanzialmente possono iscriversi a qualunque facoltà universitaria e quindi proseguire negli studi, ma anche offrire delle soluzioni concrete del lavoro per potersi mettere nel mondo del lavoro e quindi inserirsi adeguatamente in questo settore. Quindi diciamo che il Fermi è un istituto tecnologico, un istituto all'avanguardia, al passo con i tempi, ma non dobbiamo dimenticare che è anche un istituto inclusivo, un istituto che tiene in debita considerazione anche i più deboli, ma nello stesso tempo anche valorizza le eccellenze. L'Istituto Fermi è radicato anche nel territorio agrigentino con diverse sedi, tra cui una di Favara, dove c'è un indirizzo importante per chi studia, per chi lavora e vuole ottenere il suo riconoscimento formativo con il corso serale, Presidente. Sì, come l'Istituto Fermi si articola in 3 sedi, una è ad Aragona, una a Racalmuto e un'altra a Favara. A Favara abbiamo anche un corso serale per dare la possibilità a quanti non hanno potuto proseguire negli studi di intraprendere e di nuovo reinventarsi e quindi inserirsi nel mondo del lavoro. Abbiamo 2 indirizzi attivi nel serale, uno che è quello della manutenzione e un altro che è quello dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Dopo il caso dell'autista dell'AMAT aggredito e picchiato a Palermo, un'altra aggressione in città ha subito una guardia giurata in supporto al personale AMAT per il controllo dei biglietti e del Green Pass a bordo di un tram che collega la stazione con il quartiere Brancaccio. Un uomo senza biglietto e Green Pass ha reagito con violenza al controllo del vigilante, lo ha colpito con uno schiaffo e con un pugno. Poi alla sosta in via Amedeo d'Aosta è uscito fuori dal tram e si è piazzato sui binari davanti al mezzo, aggrappandosi al tergicristallo per danneggiare la vettura. Il traffico sulla linea è stato interrotto a lungo. Da Brancaccio è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine che sono intervenute e poco dopo hanno individuato l'uomo già conosciuto alle forze dell'ordine. L'AMAT ha annunciato la presentazione di una denuncia per atto vandalico. La guardia giurata procederà per lesioni. Noi pensavamo che la questione fosse risolta, perché il 1° settembre in sala giunta abbiamo firmato un verbale di accordo col sindaco De Luca, di cui ci fidiamo, assolutamente. Sarebbe impensabile non fidarci, assolutamente ci fidiamo, ma anche la presenza e con la firma dello stesso presidente Campagna e del board di ATM. Il sindaco De Luca ci ha detto: non abbiamo intenzione di internalizzare il servizio di pulizia, quindi vi dico e vi metto per iscritto che alla fine di questo appalto, cioè adesso a febbraio, ci sarebbe stato un nuovo appalto e quindi una continuità occupazionale per questi lavoratori, perché sono i lavoratori che da anni, prima nella vecchia e poi nella nuova, con i diversi appalti che si sono susseguiti, stanno pulendo i nostri autobus anche in piena pandemia. Il bando non c'è, a oggi il bando non c'è. Il presidente Campagna ha rifiutato ripetutamente un incontro con i lavoratori, cioè i lavoratori che stanno portando avanti un servizio per cui
si sono fatti carico di non avere tempo per 5-10 minuti per pulire un autobus, si sono fatti carico di contratti che erano di 10 ore settimanali, però hanno stretto i denti e stanno pulendo i nostri autobus in piena pandemia. Ma l'impresa in questo caso non ha... L'impresa il 28 febbraio va via, gli scade l'appalto del nuovo appalto e del futuro occupazionale loro. Dobbiamo parlare con chi ha la gestione del servizio comunale, cioè l'ATM e il comune. Oggi siamo qui a protestare davanti all'ATM, domani saremo al comune. La Zenit, che è l'azienda, in questo caso non ha parte, gli scade il contratto e non è la Zenit che decide il proseguimento o meno o come proseguire un appalto, un servizio, eccetera, eccetera. Ma insomma, interessa o no? O è un problema dell'ATM, il futuro occupazionale di questi lavoratori che da anni fanno questo servizio, prima con la vecchia, adesso con la nuova ATM? È un problema del Consiglio Comunale? Sì, gli abbiamo chiesto un incontro al Consiglio Comunale. È un problema del Sindaco De Luca? Sì. Tant'è vero che ci ha firmato un accordo in questo senso. Adesso bisogna dargli seguito, perché noi fino ad ora invece abbiamo notato che ATM ha assunto personale proprio per queste mansioni, a breve ne dovrebbe assumere altro, si è dotato di attrezzature, questi lavoratori non li vuol vedere, facciamo 2+2? Detenuto in celle piccole, fredde e senza acqua. Lo Stato dovrà risarcire il boss Giulio Caporrimo. Aveva fatto ricorso contro le condizioni inumane e degradanti durante la reclusione al Pagliarelli, Spoleto e Rebibbia. I giudici gli hanno dato ragione concedendogli anche uno sconto di pena. C'è il servizio. Celle piccole senza acqua e senza riscaldamento è questo che sarebbe toccato al boss di Tommaso Natale, Giulio Caporrimo, recluso in diversi penitenziari tra Roma, Spoleto e Palermo in condizioni tali da offendere la sua dignità umana, ed è per questo che la Cassazione ha condannato il Ministero della Giustizia a risarcire il mafioso, disponendo un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Sorveglianza di Perugia, soltanto per quanto attiene a 12 giorni trascorsi nel carcere di Rebibbia, nella capitale. Nello specifico, la prima sezione della Suprema Corte presieduta da Adriano Iasillo ha rigettato in buona parte il ricorso del Ministero contro la decisione adottata il 4 marzo dello scorso anno proprio dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, che per le condizioni inumane e degradanti della detenzione aveva concesso al mafioso una riduzione della pena di 160 giorni e aveva liquidato anche 64 euro. Questo ristoro adesso dovrà essere in parte rivalutato al ribasso, perché ad avviso della Cassazione i giudici non avrebbero valutato correttamente il trattamento ricevuto a Rebibbia. Per il resto però ha ragione Caporrimo. Era stato proprio Caporrimo a rivolgersi al magistrato di sorveglianza per denunciare che sarebbe stato recluso in celle piccole e che avrebbe patito sia la mancanza d'acqua che quella di riscaldamento nei vari istituti di pena in cui era stato detenuto fino a quel momento. Il suo ricorso era stato accolto e nuovamente imputato davanti al Tribunale di Sorveglianza di Perugia, confermato con un ristoro superiore a quello inizialmente previsto. Il provvedimento è stato quindi impugnato in Cassazione dal Ministero della Giustizia, secondo il quale i giudici avrebbero commesso una serie di errori di valutazione, in particolare per quanto riguarda la detenzione a Rebibbia, dove la camera di pernottamento assegnata a Caporrimo sarebbe stata tra i 3 e 4 metri quadrati, non si sarebbe tenuto in considerazione che il boss vi era rimasto recluso soltanto 12 giorni. La mancanza d'acqua lamentata durante la detenzione a Spoleto inoltre sarebbe stata meramente transitoria, lo spazio in cella adeguato, mentre l'assenza di riscaldamento a Pagliarelli sarebbe stata da ascrivere a cause di forza maggiore, quindi per il Ministero non vi sarebbe stato alcun trattamento inumano o degradante. La Cassazione nella sua decisione rimarca che in questi casi va valutato se complessivamente viene oltrepassata la soglia sotto la quale si determina l'irrimediabile offesa alla dignità umana, considerando anche eventuali bilanciamenti, ovvero provvedimenti adottati dall'amministrazione penitenziaria per mitigare alcuni aspetti legati al poco spazio
spazio, per esempio. Secondo i giudici, mentre per quanto avvenuto a Spoleto e Pagliarelli è corretto risarcire il boss, la situazione di Re Bibbia va effettivamente rivalutata come richiesto dal Ministero. Per la Suprema Corte, infatti, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, nello stimare la superficie utile a disposizione del detenuto in misura compresa tra i 3 e i 4 metri quadrati, ha effettivamente omesso di valutare adeguatamente l'offerta detentiva e il trattamento globale in rapporto alla brevità del periodo di carcerazione durato appunto solo 12 giorni, ed è limitatamente a questo aspetto che il ricorso del Ministero è stato accolto e che si dovrà celebrare un nuovo giudizio. Per il resto la decisione diventa definitiva, quindi Caporrimo avrà comunque diritto ad un ristoro. Si è aperto formalmente ieri mattina con l'ammissione dei mezzi di prova da parte del giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli il processo scaturito dall'inchiesta Catene Spezzate sulla Suami Onlus, ribattezzata all'epoca Comunità degli Orrori, che nel 2015 portò all'esecuzione di alcune misure cautelari. Nel maggio scorso il GUP Francesco Provenzano aveva disposto il rinvio a giudizio per 8 persone, tra loro anche l'ex presidente del Consiglio Comunale di Favara Salvatore Lupo, ucciso il giorno di Ferragosto a colpi di pistola all'interno di un bar. Gli altri imputati sono Caterina Federico 37 anni, Angelo Federico 34, Domenico Savio Federico di 29 anni, Giovanni Camilleri 30 anni, Salvatore Gibaldi di 44 anni, Maria Cappello 51 anni e Angela Ferranti di 54 anni, tutti di Licata. Ieri mattina le vittime, che erano ospitate all'interno della comunità Suami, hanno chiesto formalmente la citazione in giudizio dei rispettivi comuni e della regione quali responsabili civili. Gli enti infatti sono competenti in materia di assistenza e nel caso si dovesse arrivare a una condanna potrebbero risarcire le persone offese. Le indagini dei carabinieri fecero emergere disabili psichici tenuti in stanze sporche, isolati dal resto del mondo, senza alcuna possibilità di contattare i familiari e costretti al digiuno. Uno di loro sarebbe stato persino legato al letto con una catena per evitare che potesse allontanarsi. Si torna in aula il prossimo 23 marzo per sentire i primi testimoni dell'accusa. È uscito il nuovo libro dell'ex magistrato di Roma Luca Palamara, che ancora in forma di intervista con Alessandro Sallusti affronta i temi delicati che nell'ultimo anno hanno terremotato la magistratura, come lo scandalo delle nomine pilotate al CSM. Il titolo del libro è Lobby e Logge. C'è il servizio. C'è un pezzo della nostra storia italiana ben riportata da Il secolo d'Italia, un pezzo che scuote la mente e lo stomaco. Io so che nel 1994, la mattina in cui uscì l'articolo sull'avviso di garanzia a Silvio Berlusconi, all'epoca premier, lei venne avvertito in modo discreto che da lì a poco avrebbero perquisito casa sua in cerca della fotocopia e di alcuni nastri di registrazione, da cui sarebbe stato possibile, ammesso di averne la volontà, risalire al procuratore o al carabiniere infedele, avvertimento che le permise di disfarsi di quel materiale che uscì di casa nella borsetta di sua moglie e finì poi bruciato nel cesso del di lei parrucchiere. Così Luca Palamara si rivolge ad Alessandro Sallusti nel libro edito da Rizzoli, in uscita domani. Lobby e logge, le cupole occulte che controllano il sistema e divorano l'Italia. In poche parole è il sequel del Il Sistema, impietosa radiografia curata dagli stessi autori della malgiustizia che impera nelle procure e nei tribunali di mezza Italia. Il brano prima citato è certamente destinato a far parecchio rumore, dal momento che quell'avviso di garanzia, rivelatosi poi del tutto infondato, riuscì a demolire il primo governo di Berlusconi. Che non tutto in quell'operazione fosse trasparente fu chiaro già da allora, ma adesso Palamara l'arricchisce di particolari tanto inediti quanto inquietanti, come appunto la soffiata a Sallusti, all'epoca inviato del Corriere della Sera e coautore dello scoop sul cavaliere indagato. Non confermo e non smentisco, risponde però Sallusti, ma so per certo che di quell'avviso di garanzia fu informato anche l'allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Così Palamara replica: lo vede, lei in
quel momento, magari a sua insaputa, faceva parte del sistema. Una voce anonima avvertì dunque il giornalista di far sparire il malloppo di carte per impedire di risalire alla responsabile della fuga di notizie. Oggi abbiamo smesso di farci caso, ma all'epoca ci fu chi parlò di preavviso di garanzia a mezzo stampa. Il libro ovviamente è una carrellata che riguarda anche inchieste più recenti, come quella sulla loggia Ungheria con al centro il faccendiere Amara, o quella sul cosiddetto sistema montante, un vaso di Pandora molto ben noto alla nostra redazione. Nomi e cognomi che tracciano un identikit a dir poco inquietante della giustizia italiana. A pagare per tutti finora è stato solo il PM radiato dalla magistratura. In tanti, scrive lui, però hanno partecipato al sistema Palamara, ben sapendo che cosa si stava facendo. Caro bollette, domani giovedì comuni siciliani al buio per protestare alle ore 20. Gli eccessivi aumenti del costo dell'energia rischiano di mettere in ginocchio i comuni che molto presto non saranno più in grado di assicurare i servizi essenziali ai cittadini. La protesta simbolica di spegnere le luci dei municipi servirà ad attirare l'attenzione di cittadini e istituzioni su un'ulteriore e grave tegola finanziaria che colpirà presto i nostri comuni. Lo dice Luca Orlando, presidente dell'ANCI Sicilia, che aggiunge: i rilevanti rincari stanno rappresentando una reale minaccia anche per le società partecipate, con particolare riferimento a quelle che gestiscono il servizio idrico integrato, una situazione che sta avendo inoltre una pesante ricaduta anche sulle sostenibilità dei servizi offerti ai cittadini, in particolare sugli impianti sportivi. Per questi motivi, conclude il presidente dell'ANCI Sicilia, riteniamo importante avviare prima possibile un tavolo Stato-Regione enti locali finalizzato a trovare soluzioni adeguate e condivise che garantiscano ai cittadini la continuità nei servizi essenziali. Inutile girarci intorno. Il giorno del ricordo istituito per commemorare le vittime delle foibe è una ricorrenza su cui grava l'ipoteca delle cosiddette passioni di parte. Anche la scelta del 10 febbraio si presta a qualche obiezione, non per la vicinanza al giorno della memoria riguardante la Shoah, a cui quest'altra celebrazione non ha mai fatto ombra, ma perché la data coincide con la firma del Trattato di pace nel 1947. Se è vero che quell'atto segnò la perdita dei territori orientali dai quali gli italiani fuggirono in massa, è altresì innegabile che riportò il nostro paese nell'ambito della comunità internazionale dopo la vergogna delle aggressioni fasciste. Non è questo tuttavia il punto decisivo, ma il fatto che su quegli eventi terribilmente complessi abbondano le semplificazioni ideologiche. La destra, per non parlare di quella apertamente neofascista, coltiva una versione dei fatti avulsa dai precedenti e dal contesto storico, come se gli italiani al confine orientale fossero stati solo vittime e non anche in precedenza oppressori e aggressori. Ma c'è anche una sinistra che continua a giustificare l'azione violenta degli jugoslavi, considerata solo una rappresaglia per i torti subiti, e bolla il giorno del ricordo quale espressione di un aberrante revisionismo di Stato. Così, ad esempio, il critico d'arte Tommaso Montanari, del quale si sarebbero resi colpevoli perfino i presidenti Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. In realtà proprio a Mattarella va dato atto di aver operato con accortezza per valorizzare ciò che ci unisce alle repubbliche ex jugoslave grazie al progetto europeista, al di là delle memorie divise, in particolare con il duplice omaggio reso alle vittime italiane, delle foibe a quelle slave, della repressione fascista, insieme al presidente sloveno Borut Pahor il 13 luglio 2020. L'insegnamento che ne discende è non rassegnarsi alla logica perversa che fa del giorno del ricordo l'occasione per riproporre antiche contrapposizioni e addirittura per imporre, come cerca di fare la destra più aggressiva, una versione canonica e indiscutibile degli eventi in chiave nazionalista e vittimista. Semmai bisogna fare il contrario, continuare cioè la ricerca per indagare la tragedia nelle sue diverse sfaccettature, tenendo conto di tutti i punti di vista. Cogliere l'occasione offerta dal giorno del ricordo per diffondere sempre di più la conoscenza dei fatti. Ma facciamo un passo indietro.
Tomasi, Montanari, è lui il nome sul quale si muove la critica odierna. Montanari fomenta divisioni e politicizza lui stesso, una vicenda che dovrebbe essere consegnata allo studio della storia e al rispetto di quanti su quel confine persero la vita. A sostenerlo un'autorità di governo, nella persona del sottosegretario Tiziana Nisini. L'esponente leghista davvero non le manda a dire al rettore dell'Università per Stranieri di Siena, segnalatosi già nell'estate scorsa per il suo negazionismo sulle foibe, e anche ieri è tornato sull'argomento annunciando un convegno che si presenta ambiguo sin dal suo titolo. Uso politico della memoria e revanchismo fascista, la genesi del giorno del ricordo. La sottosegretaria non è l'unica del suo partito a strigliare Montanari. Di squallida iniziativa hanno infatti parlato i sottoscrittori di una interrogazione parlamentare, primo firmatario William De Vecchis, rivolta al ministro dell'Università Messa. Nessuna volontà censoria, ci mancherebbe. Senatori del Carroccio hanno infatti chiesto di sapere se Montanari, nella sua qualità di rettore, possa farsi promotore di iniziative di critica esplicita verso una legge dello Stato e congiuntamente di un'offesa così marcata alle vittime delle foibe. Duro anche il commento politico dei firmatari. A sinistra, si legge nell'interrogazione, ci ricascano sempre, cercando puntualmente di svilire e sottovalutare responsabilità e diluire atrocità che furono perpetrate da bande di criminali comunisti ai danni di italiane ed italiani di ogni età. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Parliamo adesso della festa del calcio digitale promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti. Da oggi, 9 febbraio, 64 team di calcio virtuale si sfideranno nella seconda competizione Interleghe. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si sono chiuse le iscrizioni per la seconda edizione della LNDE Cup. La manifestazione vedrà la partecipazione di 64 team esport, espressione dei club dilettantistici e professionistici. Sul tema si è svolta una conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della LNDE Cup by GTZ Distribution, la suggestiva competizione di calcio digitale che mette l'una di fronte alle altre squadre esport delle diverse categorie del calcio italiano della Serie A della terza categoria. Alla conferenza stampa sono intervenuti tra gli altri il commissario straordinario LND Giancarlo Abete e il presidente della commissione LND Esport Santino Lopresti. Più che raddoppiati, siamo 64 perché l'obiettivo era questo, abbiamo avuto qualche iscrizione in più ma ci siamo fermati perché i 64, come sapete, noi poi vorremmo prendere le prime 4 di ogni girone, vorremmo fare 8 gironi da 8, le prime 4 di ogni girone, quindi 32, così andiamo ai 16esimi, agli ottavi, quarti, semifinale e finale, e quindi non abbiamo bisogno di fare ripescaggi. Siamo onorati nell'avere 17 società di professionistiche, 5 di Serie A, 4 di Serie B e 8 di Lega Pro, poi ne abbiamo 34, abbiamo detto, della Serie D, e poi abbiamo le 13 società che sono dall'eccellenza in giù. Come avete visto abbiamo messo tutto il panorama sportivo, diciamo, professionisti fino ai dilettanti, tutto insieme. Io dicevo, sono veramente soddisfatto di questo lavoro, sono soddisfatto della gente che è con noi e che ci collabora. Qui c'è Marco Brandino, che è un animatore, diciamo, estremamente importante per il lavoro che ci fa. Abbiamo Cama, ecco, c'è VPL, sono tutta una serie di persone che credono in questo mondo. E vi devo dire questo, io ritengo che nonostante questo, il CONU l'ha definito il calcio virtuale, e quindi questa parola talvolta, come dire, c'è chi insospettisce quando si sente dire, forse chi è della mia età, il calcio virtuale, c'è chi invece ritiene che sia, io ritengo che nonostante tutto, il progresso, se utilizzato bene, è funzionale a far crescere in questo caso lo sport. Io penso ad esempio che mantenga intatti i valori che ha la LND. Noi abbiamo il valore della socializzazione.
quando facciamo, come dire, il calcio a 11. Massimo lo diceva il commissario, questo è l'unico, diciamo, gioco, seppur virtuale, però 11 contro 11, e quindi estremamente importante, perché ancora mantiene, come dire, la forma di squadra, quindi questo è importante, e fa questo effetto, dicevo, della socializzazione. Certo, se io dovessi pensare alla socializzazione come quello che sta avvenendo stamattina qui, cioè che siamo tutti insieme in presenza, no, non è più così, perché questo mondo globalizzato ci ha anche, come dire, fatto capire che vi è un altro tipo di socializzazione, che è quello che sta, diciamo, sul virtuale, e che non per questo è un fatto negativo, è un fatto anche quello positivo. Se io penso al mondo della disabilità, un ragazzo che è su una carrozzina, ad esempio, che non può giocare, pur avendo la passione del calcio, bene, questo sport gli dà la possibilità di giocare a calcio, di sentirsi anche lui uno, come dire, attivo, un atleta. Se io penso alla possibilità di fare squadre miste, quindi tra ragazze e ragazzi, ecco, questa è una possibilità che è consentito solo in questo gioco, non è consentito in altre. E quando dicevo della socializzazione, ecco, io non sono 11 ragazzi che stanno per forza che sono dello stesso paese, della stessa provincia o della stessa regione, ma c'è gente anche che può, come dire, stare dall'altra parte del mondo e che però vuole giocare, vuole, come dire, far parte di una squadra. Quale socializzazione più ampia ci può essere in questo? Quindi ecco perché noi siamo interessati come Lega Nazionale Dilettanti, lo siamo interessati perché capiamo che c'è uno spazio attorno, che gira, diciamo, attorno a questo gioco, ma non è che è solo un problema di spazio, però restano immutati quelli che sono i valori che noi abbiamo e che intendiamo conservare. Calcio Serie D, 3-1 Gelbison Licata. Vediamo. Lo vediamo ogni anno, non servono corazzate per vincere i campionati, non serve spendere budget illimitati per ottenere i propri obiettivi. Massima sintesi ed espressione di questo ragionamento lo potremo vedere oggi. Licata contro Gelbison, rispettivamente sesta contro prima in classifica. Due squadre costruite bene, con budget però sicuramente inferiori rispetto alle altre. Avere ragione di questa Gelbison, o comunque per non soccombere di fronte alla capolista. Samacché lontano dall'area, prova la soluzione personale, il passaggio filtrante con Minacori che viene anticipato all'ultimo momento da Domenico Marchetti. E sta Gelbison, si fa vedere Fornito, prova invece il pallone in mezzo per Sparacello che riesce a far prolungare, palla che staziona in aria e pallone indietro con Fornito che prova la battuta di sinistro. Primo tiro della Gelbison dopo 4 minuti e 22 secondi, nulla di fatto a Liotta, 0-0. Attraverso l'interno. Il cross basso ancora una volta Candiano, palla che passa e che tocca l'incrocio dei pali, ultima deviazione da parte di Fornito che ha rischiato il patatrack, ancora angolo. Sì, palla che ha toccato la traversa, praticamente il montante. Però stoppa il pallone, serve in orizzontale Caccetta, pallone di prima Giordano per lasciare Samacché, aveva lasciato la conclusione a Giordano, molto intelligente Samacché, brava la difesa a chiudere. Rara che ha chiuso Giordano, pallone che arriva a Currò, altra palla per Giordano, il cross di prima nel cuore dell'area e c'è D'Agostino e il gol! Samacché! Il Licata in vantaggio col suo bomber, il capocannoniere Maliano segna ancora una volta lui, è rimasto di sasso D'Agostino perché è stato sormontato dalla stazza di Samacché. 12° minuto, Licata in vantaggio, 1-0 sulla Gelbison. È la capolista dopo 12 minuti, capitola al tiro di Orta. Mette questo cross basso, uno schema palla a Fornito, pallone che rimane in aria, il gol! Subito il pareggio di Ortolini, l'ha studiato bene questo schema la Gelbison ed è andata subito a segno. Giallo-blu che vanno avanti con Orlando in posizione altissima, carica il mancino Orlando, tiro centrale, rivediamo una conclusione dopo quasi 20 minuti di gioco sui piedi di Giulio Orlando. Cappello recupera un ottimo pallone, Candiano, Minacori dà un'occhiata alla porta e scarica un destro che non gira e non si abbassa. Comunque 7° minuto. È costretto a ricambiare ancora una volta versante di gioco, a servire Calaiò altissimo che sventola in mezzo. Marchetti ancora una volta errato il suo disimpegno, palla che resta a Samacché che non si accontenta dell'angolo e preferisce mettere in mezzo sbagliando. Licata. Candiano può liberare il destro, tiro che la gamba rimane un po' sotto, il corpo un po' all'indietro, alto. Indicazione da parte della panchina.
Ambro taglia in due il centrocampo del Licata, le finte su Caccetta, il tiro però brutto e masticato che non dà problemi a Truppo. Fallo ingenio di Tallasuaré ai danni di Faella, lo ha trattenuto con una punizione adesso fischiata al Gelbison, la posizione insidiosa. Si è ribattuta, va Gagliardi, il bomber del Gelbison, pallone che passa e poi c'è il gol. Gol di Gonzales che di prima la gira sul primo palo dove Truppo non può nulla. Cambia il risultato al minuto 81, Licata 1, Gelbison 2, ha segnato Gonzales e ancora su calcio da fermo Licata preso d'infilata. Gueye che è costretto a destreggiarsi, cade giù ma non c'è fallo. Palla che comunque rimane a Gueye, Candiano il cross, Samachè! Sul primo palo non riesce a centrare la porta, occasione importante per il Licata. L'arbitro guarda il cronometro, Gagliardi prova a far addormentare la palla sui propri piedi, poi serve in profondità Faella che prova il contropiede, Faella le finte su Brunetti, poi desiste, pallone lungo sul secondo palo, Oggiano il colpo di testa e poi il fuorigioco, no, il gol da parte di Gagliardi, ha segnato il 3-1 la Gelbison proprio allo scadere. Il gol di Mattia Gagliardi numero 8 arriva in contemporanea praticamente con il triplice fischio dell'arbitro. Si chiude qua la contesa con la Gelbison che negli ultimi 10 minuti ha buttato all'aria tavolo e carte andando a vincere a Licata. Continua il processo di trasformazione tecnica dell'Akragas che continua a cambiare pelle in vista della volata verso la promozione in Serie D, un traguardo al momento distante 8 punti. Dopo la fine della telenovela Anastasia e l'ingaggio di mister Nicola Terranova, il club biancazzurro ha ufficializzato l'arrivo di 3 nuovi giocatori. Carmelo Lentini. Aumenta la rosa dei calciatori acragantini messa a disposizione del nuovo tecnico Nicolò Terranova. Alla ripresa della preparazione in vista del prossimo impegno casalingo contro il Marsala si sono presentati ben 3 calciatori. Si tratta di 2 argentini e di un ragazzo palermitano di prospettiva. Ma vediamo di chi si tratta. Il primo è l'attaccante argentino Santiago José Pavicic, classe 92. Cresciuto nel settore giovanile della Juventud Universitaria. Nelle ultime 2 stagioni ha vestito le maglie di Gioiosa, Acquedolce, Atletico Catania, Igea, tutte di eccellenza siciliane, ma proviene dall'AD con il Saluzzo. Complessivamente nei 2 anni ha segnato 13 reti. Il secondo, anch'esso argentino, è Joanne Lama, classe 97, difensore centrale, capace anche di agire come terzino sinistro. Gran fisico, oltre 1,90 m e abile di testa, ha un ottimo tempismo nella fase dell'anticipo, dote fondamentale per un difensore. Ha condiviso una stagione con il fratello Christian nel Calcio Catania, allora allenato da Sottil, prima di trasferirsi a Siracusa in Serie C. Infine il giovane centrocampista Manfredi Di Giorgio, palermitano classe 2002, un ragazzo di buona prospettiva che vanta alcune esperienze significative. Cresciuto nel settore giovanile della Fortitudo Bagheria, transita tra i giovanissimi del calcio Sicilia. Negli ultimi 3 anni, dopo alcune esperienze in eccellenza con l'Oratorio Marineo e Mazzara, ha vestito le casacche di diverse squadre di Serie D come Messina, Dattilo, Sona e Rotonda. Il nuovo mosaico dell'Akragas si sta dunque completando per il rush finale di questo campionato, ma le sorprese potrebbero non essere finite. Domenica prossima arriva quel Marsala che nella gara di andata impose un risultato ad occhiali e che i tifosi ricordano con rabbia. Non si esclude che Terranova, per cercare di conoscere meglio tutti i calciatori, il rosa faccia svolgere qualche seduta in più di allenamento giornaliera. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.